Colli feriti, zuppi di acqua, una quantità enorme, quella caduta in poche ore in piena notte a Teolo. La situazione più critica in via Calti Pendice, dove il presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarina, ha effettuato un sopralluogo. È stata una notte veramente drammatica qui sui Colli Euganei, in quanto in pochi minuti si sono riversati nel terreno 110 mm di acqua e di detriti. I comuni più colpiti sono oltre Teolo, qui ci troviamo via Calti Pendice, anche i comuni di Galzignano, di Rovolon, di Arquà-Petarca. Ci sono 15 frane ad Arquà-Petarca, 9 a Galzignano. Strade allagate, canali in sofferenza, anche a Rovolone e Vo. A Galzignano ci sono state 9 frane, 15 ad Arquà-Petrarca, dove il comune ha disposto la chiusura di alcune vie, via Montepiccolo, via Montericco, via Palazzina, via Montebignano e via Costa. A Monselice una frana ha invaso la strada proprio dietro la Rocca e uno smottamento di terreno è finito nella piscina di una villetta. Nel comune della Rocca le scuole sono state chiuse per tutta la giornata. Decine di volontari impegnati anche nella zona delle terme, con oltre 120 chiamate ai numeri di emergenza. Consigliamo a tutte le persone che hanno seminterrati, garage, a evitare di posizionare auto, oggetti di valore all'interno dei seminterrati o dei sotterranei. Ad Abano l'acqua è arrivata anche nella parte interrata della casa di cura, strade allagate anche nel quartiere di Giarre.